Tragedia sul lavoro a Mussolente, operaio 54enne trovato senza vita in una fonderia, fatale il trauma cranico dopo essere caduto a terra, forse dopo un'ustione. Rogo in un capannone, fiamme in zona industriale a Camin di Padova, numerose squadre dei vigili del fuoco in azione per circoscrivere l'incendio. Inchiesta Camorra, dopo le dimissioni definitive di Mirko Mestre, nominato il commissario prefettizio che reggerà l'amministrazione, sospeso il consiglio comunale, scioglimento in arrivo. A più di 2 settimane dal grave incidente si è risvegliato dal coma il bimbo di 10 anni travolto da un'auto finita nel cortile di casa a Fregona. Atteso per la prossima settimana a Trissino il rientro della salma di Giovanni, padre del ministro Erika Stefani, funerali con tutta probabilità ai vertici del governo dal premier Conte al ministro Salvini. Grandi navi fuori dalla laguna, delle 3 opzioni individuate dal Ministero delle Infrastrutture, l'ipotesi più accreditata sarebbe quella di Chioggia, indiscrezioni da Roma la danno come la soluzione preferita da Toninelli. Preoccupazione dei sindaci trevigiani all'incontro con i vertici regionali della sanità sul piano sociosanitario, il timore principale per l'assistenza territoriale agli anziani. Torna la stagione delle grandi mostre a Vicenza, 3 appuntamenti tra il 2019 e il 2022, la Basilica Palladiana si conferma protagonista dell'arte. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano la cronaca di una nuova tragedia sul lavoro in Veneto. A Mussolente, siamo nel Vicentino, il corpo esanime trovato da un collega è quello di un 54enne morto probabilmente per un grave trauma cranico, ma le indagini sono ancora in corso, come ci riferisce in diretta per darci un po' di aggiornamenti della vicenda il nostro Ferdinando Garavello. Ferdinando. Buongiorno. Ieri sera si è verificato questo infortunio sul lavoro con esito purtroppo mortale all'azienda Bifrangi di via Manzoni. Siamo a Mussolente, siamo a pochi chilometri da Bassano. A perdere la vita è Marino Lombardi, 54 anni, di Romano De Zelino. La dinamica purtroppo non è assolutamente chiara, non si sa cosa sia successo perché secondo le prime informazioni l'uomo è stato trovato a terra, privo di sensi, dai colleghi attorno alle 8 di ieri sera. Subito è scattata la macchina dei soccorsi, hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita, ma non c'è stato niente da fare. Lombardi è spirato poco dopo l'arrivo in ospedale. Adesso la dinamica è tuttora al vaglio, ci sono al lavoro i carabinieri e lo Spisal, e probabilmente ci vorrà qualche giorno per l'autopsia, anche per capire la causa del decesso e poi per cercare di ricostruire i contorni della vicenda. E secondo le prime informazioni l'operaio aveva un trauma cranico e segni di ustioni, quindi pare, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi, che sia caduto da un macchinario sul quale stava lavorando e abbia battuto la testa. Per ora è tutto da Mussolente, vi lascio la linea. Grazie Ferdinando Garavello. Adesso invece il super lavoro dei Vigili del Fuoco con numerose squadre in zona industriale a Padova per un incendio che ha colpito un capannone. Ancora una volta un incendio in un'area industriale di Padova. All'alba, attorno alle 5:15, numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco sono dovuti convergere a Camin, in via Lussemburgo, per arginare le fiamme. Ben 22 operatori hanno lavorato con autopompe e autobotti non solo da Padova, ma anche da Santa Giustina e da Piove di Sacco. Ad andare a fuoco circa 1000 metri quadri di un capannone di un'azienda di ricambi industriali. Si pensa che l'incendio possa essere stato innescato per cause accidentali, forse da un muletto elettrico messo in carica e da lì allargato sia 5 automobili, 7 moto, un furgone, oltre a numeroso materiale. Danni anche alle strutture dell'edificio e a un'attigua azienda dolciaria contaminata dai fumi dell'incendio. Le operazioni di spegnimento e di smassamento, come si dice in gergo, sono continuate per tutta la mattinata, oltre all'intervento della polizia scientifica per accertare la dinamica dell'evento. Sul posto anche il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Vincenzo Lotito, per coordinare un intervento delicato con la necessità di circoscrivere le fiamme prima che coinvolgessero altre realtà di una zona densamente popolata di insediamenti industriali.
Adesso torniamo a parlare dell'inchiesta Camorra e di Eraclea in particolare, perché il viceprefetto aggiunto di Venezia Giuseppe Vivola è stato nominato commissario per la provvisoria amministrazione del comune di Eraclea dopo le dimissioni definitive del sindaco Mirko Mestre, arrestato il 19 febbraio scorso nel blitz in Veneto contro la Camorra. La decisione è stata presa oggi dal prefetto lagunare Vittorio Zappalotto, che ha sospeso il consiglio comunale dopo le dimissioni dell'ex primo cittadino in attesa dello scioglimento che avverrà con decreto del Presidente della Repubblica. Quindi un altro capitolo della vicenda che ha travolto l'amministrazione di Eraclea. Dunque arriva il commissario prefettizio, atteso commissario prefettizio. Eraclea che campeggiava ieri a Padova in alcuni dei tantissimi striscioni presenti tra le 50.000 persone che hanno affollato la manifestazione contro la mafia e contro le mafie in Veneto. Allora risentiamo alcune delle voci delle tante persone che hanno affollato questa giornata particolare a Padova. Da dove siete arrivati? Lucca Sicola, provincia di Agrigento. Nessuno è immune, noi siamo una spina nella coscienza degli italiani di questo paese che soffre di una malattia cronica, l'assenza di memoria. Tutti dimenticano. Il nostro dolore che serva da memoria a tutti. Nonostante l'età la giovane età possiamo comunque far sentire la nostra voce. Anche le istituzioni devono fare la loro parte e noi facciamo sentire che ci siamo. Oltre 50.000 persone, la gente per bene. Ecco Padova, il Veneto, l'Italia tutta che dice no alla mafia. Sono arrivati da tutto il paese per ricordare chi è stato ingiustamente ucciso, magistrati, poliziotti, carabinieri, giornalisti, cittadini che si sono ribellati alla mafia. In mezzo alla folla si sono mischiate le istituzioni. Il rischio che stiamo correndo è che le mafie finiscono per governare l'economia. Vorrei che soprattutto gli imprenditori riuscissero a capire che iniziare a segnalare determinate situazioni anomale significa consentire alla magistratura, alle forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza, polizia a intervenire in tempo. Non ci sono regioni vergini, che bisogna sapere difendere tutto il paese, che bisogna lavorare anche per quelli che credono che sia inutile lavorare per loro, che non si rendono conto. E poi è un momento in cui c'è molto bisogno di valori profondi e credo che questo sia uno dei luoghi in cui la domanda può emergere e salire pulita verso le istituzioni, verso la politica. La mafia va dove ci sono i soldi, va dove l'economia è più forte, quindi non è da adesso, è normale. Vorrei addirittura ricordare che il più grande processo contro l''ndrangheta è stata fatta a Reggio Emilia, non a Reggio Calabria, quindi è evidente che bisogna avere piena consapevolezza e questa è una battaglia che va combattuta tutti i giorni, non solo oggi. In corteo anche l'ex presidente della commissione antimafia Rosi Bindi, il prefetto di Padova, il questore e il sindaco Giordani, soddisfatto e orgoglioso della risposta data dalla città. Quello di oggi è un onore per Padova essere la capitale di questa manifestazione. È una città molto attenta, una città laboriosa che lavora, che non accetta le infiltrazioni. Tra le parole di Don Ciotti ieri anche alcune parole sui migranti, non sono mancate le polemiche proprio per questo, quando ha detto il nemico non sono i migranti ma appunto sono le mafie, l'usura e la corruzione. E nell'atto folle, nel folle gesto del 47enne che ha dirottato il bus a Milano c'era questo movente, diciamo, del vendicare i tanti migranti morti in mare. Come sapete l'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentata strage e l'aggravante del terrorismo. È un caso che sta facendo discutere, che sta facendo dibattere anche nel nostro territorio, ma Abdallah Khezragi, referente della comunità marocchina in Veneto, dice è un caso isolato, dobbiamo dialogare per andare tutti nella stessa direzione. Sentiamolo. Mamma, dimmi. Mamma, siamo in un pullman, ci stanno uccidendo. Ci stanno uccidendo, ci stanno portando in un posto sconosciuto, non sappiamo dove ci portano. È la drammatica telefonata alla mamma di uno degli studenti a bordo dello scuolabus al momento del dirottamento. Lo stesso ragazzino poco dopo chiama il 112, angosciante il suo racconto di quanto sta accadendo. Il prof è davanti, è tipo in ostaggio. Ma chi è che vi sta tenendo in ostaggio? Il guidatore ha un coltello in mano, veloce, c'è per terra della benzina, non riusciamo più. Mi servono altre indicazioni. Certo signore, però la prego,
chiama qualcuno, non è un film questo. Abbiamo 12 anni, non possiamo perdere la vita in stai tranquillo. È un film, sta andando verso la campagna. Sono attimi concitati nel bus mentre il 47enne minaccia i ragazzini prima di incendiare il mezzo. L'uomo ora è in carcere con l'accusa di sequestro di persone e tentata strage con l'aggravante del terrorismo. Un lupo solitario secondo gli inquirenti, nessun legame con l'ISIS. Dietro al gesto, stando a quanto si sta ricostruendo, l'intenzione di richiamare l'attenzione sui tanti migranti morti durante le traversate. A bordo dello scuolabus l'autista avrebbe infatti tirato in ballo l'ultimo episodio della nave Ionio, ma avrebbe anche detto: sono stanco di vedere bambini mangiati dagli squali in mare. Si è sfiorata la strage a Milano e la vicenda alza la tensione e ripropone il rischio terrorismo anche in Italia. È un caso isolato, non rappresenta noi immigrati di origine musulmana, quindi dobbiamo lavorare molto sul dialogo, su come dobbiamo camminare insieme. Dialogare andando nella stessa direzione, secondo Kezraji, la parola d'ordine in un momento delicato come questo. Da una parte e dall'altra parte ci sono persone che in qualche modo vogliono lavorare per creare questo conflitto, questa lontananza, e noi dobbiamo stare molto attenti. La comunità musulmana è sempre pronta a collaborare con le forze dell'ordine, aggiunge poi Kezraji. I nostri figli frequentano le scuole, siamo a 360 gradi spalmati sulla società italiana, e quindi io vedo che tocca l'Italia, tocca a noi. Lo ricorderete l'incredibile incidente del 6 marzo scorso, un'auto che come un proiettile con il guidatore che, colto da un malore, entra in un giardino, in un cortile privato di un'abitazione dove proprio in quel punto sta giocando un bambino di 10 anni e lo travolge. Sono passate più di 2 settimane, arrivano buone notizie dall'ospedale. A 15 giorni dal gravissimo incidente, il piccolo Samuele di 10 anni si è risvegliato ed ha potuto riabbracciare mamma e papà. Il bambino era stato investito da un'auto nel cortile di casa Fregona mentre stava giocando. Portato d'urgenza all'ospedale di Treviso, era stato ricoverato nella terapia intensiva del reparto di chirurgia pediatrica. Le scorse settimane i medici avevano tolto la sedazione. Ora Samuele è sveglio, una notizia che ha subito raggiunto la comunità ed i piccoli compagni della scuola primaria Parravicini. Il percorso di guarigione per Samuele è ancora lungo, ci sono lesioni agli arti inferiori rimasti schiacciati dalla macchina. Il bambino dovrà essere sottoposto ad altri interventi chirurgici, ma la prima buona notizia è arrivata ieri con il suo risveglio. E adesso la morte di Giovanni Stefani, il padre del ministro per gli affari regionali Erika Stefani, con l'attesa per il rientro della salma che dovrebbe tornare in Italia e tornare nel paese di Trissino per la cerimonia funebre la prossima settimana. Trissino è attesa per il rimpatrio della salma di Giovanni Stefani, 71 anni, papà del ministro degli affari regionali, la leghista Erika Stefani. Il suo rimpatrio potrebbe avvenire la prossima settimana, il corpo è già nella capitale Algeri, sempre che le autorità algerine non decidono di effettuare l'autopsia sul corpo, anche se la dinamica dell'incidente sarebbe apparsa chiara fin dall'inizio. Stefani ha perso la vita, ricordiamo, in un tragico incidente con il suo quad nella terza tappa del Tuareg Rally 2019, alla quale stava partecipando con il team Onlus Energia e Sorriso. La salma, appena si avrà al nulla osta, partirà in volo alla volta dall'aeroporto di Milano o di Verona. Successivamente sarà fissata la data per le esequie nella chiesa di San Pietro. Ai funerali sarebbero attesi i vertici di governo, dal premier Giuseppe Conte al ministro dell'interno Matteo Salvini. Intanto l'intera comunità si stringe attorno alla famiglia di Stefani in un collettivo abbraccio. Vertici del governo che nel frattempo in alcune loro parti continuano un po' a litigare sul caso del congresso mondiale delle famiglie che si svolgerà la prossima settimana a Verona. Ogni giorno le polemiche che continuano, la polemica questa volta riguarda il premier Conte che ha sostanzialmente detto di togliere il logo del patrocinio del governo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del governo dalla manifestazione, ma il ministro per la famiglia Fontana che invece ribadisce riguarda il mio ministero. Di oggi la presa di posizione del sottosegretario del Movimento 5 Stelle Vito Crimi che dice: confidavo che il ministro Fontana ne traesse le dovute conclusioni, ma ciò non è avvenuto, mi risulta che gli organizzatori continuino a utilizzare il logo della Presidenza
e ho dato le opportune disposizioni al capo dipartimento affinché sia data comunicazione direttamente agli organizzatori dell'evento della determinazione del nostro dipartimento. Sulla questione del logo è opportuno, dice Crimi, fare un po' di chiarezza. Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha comunicato già in data 15 marzo al Dipartimento per la Famiglia che ritiene non sussistano i presupposti per l'utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio nell'ambito di questa manifestazione. Insomma, il Movimento 5 Stelle continua a dire togliete il patrocinio del governo, la Lega invece lo mantiene e oggi, sempre oggi, il Ministro dell'Interno e Vice Premier Matteo Salvini dice io vado a Verona per difendere la famiglia composta da mamma e papà. Insomma, la polemica interna resta forte. Polemiche invece a Mestre riguardano in queste ore alcuni manifesti. La polemica è stata sollevata dal deputato del Partito Democratico Nicola Pellicani, che ha rilevato come appunto siano stati affissi questi manifesti che inneggiano evidentemente al fascismo, 100 anni di giovinezza. Tirano brutaria, dice Pellicani, nel nostro paese non possiamo permettere vengano esposti manifesti come quelli affissi a Mestre. Il fascismo è stato protagonista della pagina più buia del nostro secolo, non solo va condannato ma l'apologia del fascismo è un reato e quindi chiede che vengano rimossi da subito questi manifesti che vediamo immortalati in queste foto. Adesso torniamo alla cronaca, è il 7° colpo a un bancomat, siamo ancora nel Padovano, questa volta nel mirino le poste di Villafranca Padovana. Esplosione nella notte a Villafranca Padovana, dove è tornata a colpire la banda del bancomat, responsabile di ben 7 assalti a partire dall'inizio di febbraio. Nel mirino lo sportello postomat di via Roma, nel centro del paese. Dopo il botto, realizzato con la solita tecnica, i malviventi sono riusciti ad arraffare il contante contenuto all'interno per poi fuggire. Un colpo riuscito, insomma. Sul posto i carabinieri di Limene e della compagnia di Padova, ancora da quantificare il bottino. Gli investigatori sono al lavoro per capire se ad agire sia stata la stessa banda che solo nell'Alta Padovana ha già colpito a Borgoricco e San Giorgio in Bosco. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Sociosanitario, e sottolineo la parola socio perché è una particolarità veneta quella di un sistema così fatto che ha funzionato bene. Sono stati proprio gli amministratori locali, sindaci, assessori, consiglieri comunali ma anche sindacati e associazioni a portare le loro preoccupazioni all'assessore regionale Emanuela Lanzarin e al direttore dell'area sanitaria della regione Veneto Domenico Mantoan nell'incontro organizzato dall'associazione dei comuni della Marca Trevigiana. Il rischio che vengano modificati o vengano a mancare quei servizi territoriali finora garantiti alle fasce più fragili è ciò che in un momento di riforma del sistema sanitario veneto più preoccupa chi ogni giorno è a stretto contatto con i cittadini. Se vogliamo che ci sia meno gente che passa e che sta in ospedale, il servizio deve essere dato dove sta, cioè a casa o comunque vicino a casa, e su questo punto magari è quello nel quale ci può essere più difficoltà a dare bene, a rispondere efficacemente a quello di cui le persone hanno bisogno, che non sia l'attenzione solo concentrata sullo spendere meno, perché se lo spendere meno in qualche modo compromette il servizio, questo ci preoccupa. E nel sistema, avverte Maria Rosa Barazza, si sentono già i primi scricchiolii. Tutto legato alle risorse ovviamente, quindi è ovvio che qualche criticità già si manifesta. La sfida futura è quella dell'assistenza agli anziani e le formule organizzative contenute nel nuovo piano sociosanitario pensiamo possano dare le risposte necessarie. Così il direttore dell'area sanitaria della Regione Veneto Domenico Mantoan, che spiega poi come le idee debbano essere messe in pratica dalle persone, e qui sta la seconda sfida. Il piano è basato sui distretti, sui 26 distretti. Abbiamo dato enormi competenze e responsabilità ai distretti, dobbiamo trovare le persone giuste che vadano a dirigere i distretti.
E a proposito di assistenza sul territorio, tra le osservazioni portate durante l'incontro quella di chi chiedeva a che punto fosse il progetto della medicina di gruppo integrata. L'idea di un team per l'assistenza primaria rimane, ha chiarito Mantoan, ma quella formula contrattualistica è superata perché non è riuscita a dare i risultati sperati. Dobbiamo, ha continuato, trovare altre soluzioni come quella dell'accreditamento o di team multiprofessionali in esternalizzazione. Il medico di medicina generale rimane sempre il punto di riferimento delle cure primarie, delle cure territoriali. Intorno a lui ruotano tutta una serie di servizi, lui deve essere in grado però di ricoprire lo suo ruolo di gestore di tutta una serie di servizi al servizio della cronicità e della fragilità. Dove andranno le grandi navi fuori dalla laguna? Da Roma l'ipotesi più accreditata sembra quella di Chioggia. Grandi navi, Bocca di Porto del Lido, Malamocco, Chioggia. Sono le 3 opzioni fuori dalla laguna individuate tempo fa dal Ministero delle Infrastrutture e che ora, secondo indiscrezioni giunte dai palazzi romani, sembrano avere come opzione più accreditata proprio l'area clodiense. Questa dunque potrebbe essere la soluzione, già nella testa del ministro Toninelli e la preferita dal Movimento 5 Stelle. Risolverebbe dunque la questione delle grandi navi, ma inevitabilmente comporterebbe altre problematiche da affrontare. Costi in primis. Secondo una stima iniziale, infatti, si parla di cifre consistenti che si aggirano intorno al miliardo di euro. Questa scelta porterebbe inoltre ad un forte impatto sul territorio chioggiotto, che dovrebbe subire uno stravolgimento non da poco. E ancora la questione dei trasporti. Una volta attuata la decisione, infatti, andrebbe studiata una tratta di collegamento ad hoc con un'eventuale metropolitana di superficie, e questo impatterebbe ulteriormente sui costi già elevati. La scelta di Chioggia per far uscire le grandi navi della laguna però metterebbe con tutta probabilità la parola fine alla battaglia del GPL. Le due cose infatti non potrebbero convivere, togliendo anche un grattacapo allo stesso sindaco Ferro, che tempo fa ha dichiarato con un certo entusiasmo la disponibilità a ospitare la crocieristica a Chioggia. Vedremo come si svilupperà questa ipotesi che sembra molto accreditata da Roma, pur con tutte le criticità. Adesso invece a Vicenza, per parlare di tutt'altro, per parlare di arte, la stagione delle grandi mostre che ritorna nel capoluogo iberico. Vicenza ricomincia da 3. Dal 2019 al 2022 tornano le grandi mostre nella città museo, dove il corso principale è lungo come una sola ala del Louvre, con un ambizioso programma. Vicenza ha tanto da far vedere, tanto da far conoscere, stiamo lavorando su questo progetto che vuole portare Vicenza fuori dai confini veneti e nazionali e fare arrivare a Vicenza tanti turisti da tutto il mondo. La Basilica, icona rinascimentale, torna protagonista, non semplice contenitore di mostre, ma arte che sposa l'arte. Aperta tutto l'anno, assieme al Teatro Olimpico e agli altri musei vicentini, ospiterà 3 grandi kermesse. La prima dal 6 dicembre del 2019 al 13 aprile del 2020. Si intitolerà Anni 20, una donna moderna, lo sguardo di Ubaldo Oppi. Donne intense che da una parte sono molto amate, spesso sono la moglie, l'amata dell'artista, ma anche delle figure seducenti, a volte terribili come le Amazzoni, delle presenze mitiche, ma è anche una donna quotidiana, quindi le donne che leggono, ricordavamo Virginia Woolf che scrive i suoi capolavori proprio in questi anni, la pilota donna Amelia Earhart che attraversa l'Atlantico, quindi sono anni coraggiosi, ma sono anche delle donne che in qualche modo ci ricordano il presente. Dal 5 dicembre del 2020 al 5 aprile del 2021 prenderà vita la seconda grande mostra, Rinascimento privato. Sarà una mostra che racconterà il mondo della bottega, sarà una mostra che racconterà il successo e il nuovo ruolo sociale che gli artisti raggiungono nel Cinquecento, sarà una mostra che racconterà i loro viaggi e la mobilità degli artisti, sarà una mostra che racconterà la religione, la religiosità degli artisti. Chiude il ciclo dall'11 dicembre del 2021 al 18 aprile del 2022 Tebe nel Nuovo Regno, affidata al direttore del Museo Egizio di Torino, Cristian Greco. Grandi mostre, grandi nomi, una squadra sceltissima di pezzi grossi, di numeri 1 nel mondo dell'arte, lavoreranno per le kermesse vicentine.
Sono rimasto colpito di come sia possibile che colleghi dal Getty di Los Angeles alla Frick di New York al Victoria and Albert di Londra accettino di venire a lavorare per Vicenza. Alcuni lo fanno per ragioni affettive, Davide Gasparotto, il direttore del Getty è di Bassano, Cristian Greco, il direttore dell'Egizio è di Vicenza, però altri lo fanno proprio perché credono in un progetto che parte dal territorio e che vuole parlare del territorio senza provincialismo. Se ci pensate, tutte queste mostre partono dalle nostre radici, ma le raccontano in proiezione internazionale. Ma le 3 mostre non sono solo un progetto culturale ambizioso, rappresentano anche un investimento da più di 4 milioni di euro, una vera e propria rivoluzione economica. Tutto ciò che riguarda gli introiti della mostra, quindi biglietti, mostre, audioguida, bookshow, rimangono nelle casse del comune della città di Vicenza e quindi si copre anche i costi, quindi è un investimento direi quasi sicuro. Siamo in chiusura, ore 13 fra pochissimo per tornare a parlare di mafia, perché ha invaso il nord-est, lo faremo in diretta con Luciano Tirindelli che fece parte della scorta di Giovanni Falcone, Marco Galtarossa, segretario organizzativo della CGIL di Padova e Michele Pesavento, segretario del SAP di Padova. Poi questa sera 20:10 per parlare di elezioni amministrative, l'altro ieri il Consiglio dei Ministri ha ratificato l'Election Day del 26 maggio, europee ed amministrative. Avremo questa sera Davide Bortolato della Lega, candidato sindaco a Mogliano, e Paolo Galeano del Partito Democratico, sindaco di Peganzol, che si ricandida alla guida della sua amministrazione. Adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone rimane ben saldo sull'Italia, ecco che dunque anche sulle nostre regioni avremo l'ennesima giornata di bel tempo. Nel dettaglio sul Veneto sarà soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno un po' su tutti i settori, al massimo con qualche velatura sparsa. Temperature minime tra -1 e 5 gradi, massime in lieve aumento, comprese tra 17 e 19 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, il sole sarà prevalente con cielo al massimo poco nuvoloso ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime comprese tra 3 e 10 gradi, massime piuttosto gradevoli, oscillanti tra 19 e 20 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Poche novità, situazione invariata rispetto ai giorni scorsi, con ampio soleggiamento e con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 18 gradi circa. Bene, dal meteo è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.